brevissime, mi ha fatto molto piacere ascoltare. Io preferisco spesso ascoltare anziché dire, fa parte del mio mestiere, quello di raccogliere informazioni, valutazioni, opinioni, eccetera. E poi tutto questo mi convince sempre di più del fatto che c'è una qualità del dibattito pubblico in città che fa ben sperare, perché sia diciamo, la quantità delle cose messe sul tappeto che la qualità degli argomenti, di come gli argomenti vengono proposti, è un dato molto molto confortante, visto anche dall'esterno è un dato molto confortante, e questo lo voglio sottolineare. Un'altra cosa, è verissimo che c'è un problema proprio di accesso ai dati, cioè l'ho sperimentato personalmente, cercando di recuperare dati sulle questioni che riguardano la residenza, di cui si è parlato anche stasera. Mi sono imbattuto in dati ufficiali molto carenti, contraddittori, e quindi condivido perfettamente, e l'ho anche, l'ho anche segnalato, il fatto che la denuncia del fatto che dopo il COSES non c'è stato più niente che abbia prodotto analisi quantitative, analisi con dati su uno dei fenomeni fondamentali, uno dei problemi fondamentali della città, cioè quello della residenza. A proposito per esempio del turismo, i dati ufficiali che si trovano sul sito del comune si riferiscono soltanto ai turisti che pernottano, non ci sono dati che riguardano il turismo invece pendolare. Ed è una insufficienza gravissima, quindi questo è uno dei problemi secondo me che va posto, cioè l'amministrazione pubblica, gli uffici amministrativi hanno l'obbligo di strutturarsi in maniera da fornire questi dati. Quindi ben vengano le indagini compiute di cui stasera si è parlato. Voglio un attimo soffermarmi soltanto brevemente sulla questione saldo demografico, saldo migratorio. È utilissimo individuare e capire che cosa produce lo spopolamento, che cosa produce il calo della residenza, perché a situazioni diverse devono corrispondere politiche diverse, questo è evidente. Resta il fatto che non è, secondo me, scontato che il dato del saldo demografico negativo sia un dato acquisito, cioè sia un dato immodificabile, non ovviamente evitando che la gente muoia, facendo di tutto perché la vita si prolunghi, ma è chiaro che quello è un fenomeno. E altrettanto sono parecchio scettico sull'idea che si possano incentivare le nascite così come con politiche come quelle che ogni tanto ritornano, incentivi alle famiglie, bonus e così via. Però anche quello è un problema del saldo demografico che può essere fronteggiato con il ripopolamento, cioè uno dei motivi per cui se ci sono, io raccolto appunto i dati, 500 persone l'anno in meno solo per il saldo demografico, questo non è un dato, come dire, che non può essere fronteggiato, cioè può essere fronteggiato facendo tornare i veneziani che sono andati, facendo arrivare nuovi veneziani, e quindi anche questo è un problema. Allora è inutile che ci si,
che da parte delle autorità si usi il saldo demografico come una questione, allora non c'è politica che possa fronteggiare questo problema. È una falsa, è proprio come si sarebbe detto un tempo, è falsa coscienza su questo. Sentivo prima non ricordo il nome del Gioioso che ha fatto questa ricerca e riferiva le parole del sindaco: è colpa di chi muore. Colpa di chi muore. Colpa di chi muore. A parte il fatto che comunque il saldo demografico negativo di questa entità è evidente a Venezia, è evidente in altre città come Genova per esempio, ma è generalizzato soprattutto in ambito di città storiche, questo sia di grandi città, sia si fa un gran parlare per esempio di borghi abbandonati, di aree intere dell'Appennino che sono soggette al fenomeno dell'abbandono, eccetera. Anche lì incide il saldo migratorio e altrettanto incide il saldo demografico. Questo poi come fronteggiare? Questo è effettivamente il tema dominante, il tema appunto del ripopolamento. Cioè, allora, a me sembra che una città come Venezia abbia in potenza una serie di attrattori, chiamerei attrattori inespressi, che possono attirare persone, ma come? Cioè non pensando a definitivi trasferimenti, anche perché in Europa da tempo assistiamo a degli stili abitativi che si coniugano con degli stili di lavoro, con degli stili di vita molto flessibili, per cui si possono intercettare questi flussi che riguardano sia categorie diciamo di ricercatori, creativi, artisti, sia artigiani. Questo è un fenomeno che riguarda per esempio e che è stato intercettato da città come Berlino. È un caso, anzi Berlino siamo arrivati quasi al fenomeno opposto, cioè siamo arrivati quasi ad una fase discendente di questa capacità attrattiva. Ma una città come Venezia ha appunto delle potenzialità, sia dal punto di vista della sua struttura urbana, della sua struttura e della densità storico-architettonica del suo patrimonio edilizio, e poi sia per quanto riguarda invece l'ambiente lagunare e quindi il rapporto tra città storica e laguna. Io la vedo proprio in questi termini, non so se la cosa può essere schematizzata in questo modo, ma l'ambiente, diciamo, la questione territoriale può essere un grande fattore attrattivo di competenze a livello molto scalare, da quello artigianale a quello più diciamo di ricerca e di attività di studio. Questo per che cosa? Per consentire anche a persone che vogliono fermarsi per alcuni anni, perché appunto la circolarità in questo mondo è molto vivace. Questo secondo me è uno dei motori possibili del ripopolamento. È chiaro che per far questo ci vogliono politiche abitative coraggiose, ma qui c'è un patrimonio pubblico e privato che è inutilizzato, che può essere utilizzato per questo, ma ci vogliono appunto politiche per far sì che questo accada. Secondo, appunto, ci sono lavori possibili che io vedo proprio nell'ambito della tutela del territorio e della cultura. Questi sono secondo me due potenti motori che altrove
come dire, faticano anche a stabilizzarsi, ma in una città come Venezia sono quasi empiricamente verificabili. Gli studenti sono comunque un materiale, come dire, il più ravvicinato possibile. Prima appunto un rappresentante degli studenti che vive a Venezia aveva scelto, ho capito che era toscana, quindi non è veneziana, ma se a Venezia gli si offrisse l'occasione di abitare e di lavorare, avendone potuto apprezzare la qualità della vita, il modo in cui questa vita si è potuta organizzare in una città come questa, che ha una dimensione pubblica che altre città non hanno, perché questa è molto più città di altre città. Questi sono valori che soprattutto tra i più giovani vengono apprezzati. Se si garantisse ai 30.000 fra studenti, ricercatori universitari che vivono a Venezia, che vengono a Venezia, 10.000 dei quali sono fuori sede, insomma, siamo quasi con 50.000 residenti, 10.000 fuori sede, 6.000 dei quali vivono a Venezia in condizioni precarie e ritagliandosi degli spicchi, espulsi anche loro dalle affittanze turistiche. 6.000 fuori sede sono più di 1/10 della popolazione residente a Venezia. Quindi questi secondo me, scusate, è in maniera molto rapsodica, ma le ho messe insieme in questo modo. Grazie mille. Grazie.